La Villa Palladiana è un universo, è un insieme di tanti aspetti, di tante cose, di tanti edifici e di tanti spazi. Ed è anche un insieme di tante volontà, cioè di tanti ideali. Ecco, è uno, credo, tra gli edifici è quello che concentra in sé la maggior parte di funzioni e di significati. È la residenza del proprietario, quindi una residenza comoda, una residenza in sé anche monumentale, ma in campagna, dove il proprietario si rilassa, ma è anche una residenza che serve a seguire, a controllare, a gestire il territorio e quindi ha bisogno di tutta una serie di infrastrutture che Palladio riesce a unire in modo molto semplice anche alla residenza del proprietario. Oltre a questo, la villa si espande nel territorio, perché non è limitata solo al muro di recinzione del giardino o anche del brolo, ossia del frutteto, ma con le sue strade, i canali che la servono, va a occupare e a regolarizzare una grande area di territorio. Quindi ha delle ricadute a livello proprio di gestione territoriale molto importanti e ha tra l'altro necessità anche di molte infrastrutture di supporto, non solo le fattorie dei contadini, ma anche tutto quel sistema di collegamenti sia via d'acqua sia via di terra, come anche per esempio le case intermedie, le residenze intermedie dei proprietari che da Venezia dovevano raggiungere proprietà anche molto lontane, avevano bisogno di pernottare in determinati luoghi e alcuni di questi proprietari si fanno costruire anche delle case secondarie, diciamo, in luoghi intermedi.